frenetica come quella di una rockstar la vita del piccolo Joe, che con i suoi 2 anni e poco più è conosciuto e adorato proprio da tutti. Giovanni, lo ricordiamo, deve essere sottoposto a un delicato intervento in Florida, costosissimo, si parla di 400.000 euro. Ma è l'unica chance per il nostro piccolo per poter correre e giocare come i suoi coetanei. Il gruppo Media Nord-Est ha sostenuto sin da subito questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che non si ferma un attimo, sempre insieme per raccogliere fondi necessari all'operazione. Attraverso le nostre telecamere si sono raccontati, il piccolo Joe si è scatenato. Come le star in tournée per far sentire il loro messaggio. Oggi sono a Mestre, domani mattina saranno a Gran Torto con un banchetto per vendere gli ormai famosi biscotti di Joe, dopo la Santa Messa chiamati dai volontari del paese, in occasione della festa del papà. Al pomeriggio a San Giorgio in Bosco per presenziare un torneo di arti marziali, il cui ricavato sarà sempre devoluto al nostro cucciolo di guerriero. A proposito, sono stati superati i 240.000 euro. Già, perché parlando di rock, questa sì che è una famiglia rock, perché è una famiglia che si è allargata a tutti voi telespettatori e la musica della vostra emozione echeggia forte più che mai.